Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno dal TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, venerdì 26 giugno 2026. In apertura, FS cambia passo. Donnarumma verso l'uscita e il MIT annuncia la fase 2. Poi l'Iran. Trump sceglie la deterrenza, mentre Teheran minaccia Hormuz. Spazio al vertice Meloni-Macron sul Libano. Meloni chiarisce il caso Basi. Alleati sì, subalterni no. Nel centro-sinistra continua il caos del centro. Infine, FDI prende le distanze da Alemanno Vannacci. Restate con noi, il giornale comincia adesso. Salvini cambia le ferrovie. Via alla fase 2. Ferrovie dello Stato si cambia. Stefano Donnarumma si prepara a lasciare la guida del gruppo dopo l'incontro con Matteo Salvini. Il MIT parla di una conclusione anticipata e condivisa del mandato per aprire la fase 2 con una figura scelta dall'interno. Il punto politico è semplice. Salvini non resta a guardare. Interviene su un dossier che tocca lavoratori, pendolari e imprese. Il Ministero rivendica obiettivi PNRR vicini ai 25 miliardi, 1.300 cantieri al giorno, puntualità in miglioramento e utile per 30 milioni. La sinistra chiede le dimissioni. Copione noto. Loro urlano, Salvini decide. Stati Uniti contro Teheran. Gli ayatollah ci riprovano su Hormuz. Trump rivendica la linea della forza sull'Iran. Gli Stati Uniti, dice il presidente americano, trattano da una posizione di vantaggio, mentre Teheran sa che non potrà arrivare all'arma nucleare. Non è diplomazia in ginocchio, è deterrenza. La realtà, nello stretto di Hormuz, conferma il problema. La nave cargo Ever Lovely, bandiera di Singapore, è stata colpita vicino all'Oman. Secondo funzionari americani citati da Reuters, a sparare sarebbe stato l'Iran. Equipaggio e imbarcazione sono in sicurezza. Qui parliamo di rotte commerciali, energia, prezzi, libertà dei mari. Il regime iraniano tratta, ma intanto minaccia. Trump chiama le cose con il loro nome. Italia e Francia al tavolo, asse Meloni-Macron sul Libano. Vertice Italia-Francia ad Antibes. 7 accordi intergovernativi e un dossier centrale, il Libano. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron lanciano l'idea di una coalizione per il dopo UNIFIL, con una possibile conferenza internazionale. Il taglio è chiaro. L'Italia non va a rimorchio di Parigi. Si siede al tavolo perché nel Mediterraneo si giocano sicurezza, energia, migrazioni e interessi nazionali. Tra gli accordi, una squadra mista contro l'immigrazione irregolare. Il Libano è decisivo. Se dopo UNIFIL resta un vuoto di sicurezza, a riempirlo non saranno i moderati. Saranno Hezbollah, Iran e instabilità. Meloni porta l'Italia dove si decide. Basi italiane. La verità. Meloni chiarisce le parole di Rutte. Sul caso dei voli americani e delle basi italiane, Giorgia Meloni mette un punto. L'Italia, ribadisce la Premier, non ha partecipato al conflitto in Iran. Il governo ha fatto solo quanto dichiarato in Parlamento e le parole di Mark Rutte sono state ricondotte a una ricostruzione confusa sui voli autorizzati. L'Italia resta alleata degli Stati Uniti e dentro l'Alleanza Atlantica. Ma alleati non significa comparse. Roma decide a Roma, non nelle polemiche dell'opposizione. La linea è sovranista nel senso più serio. Fedeltà agli impegni sì, subalternità no. Meloni difende Washington, Parlamento e interesse nazionale. Il centro cerca casa. Tavoli, sigle e veti, che confusione. A sinistra non bastava il campo largo, ora arriva anche il campo di mezzo. Nasce il coordinamento dei centristi, con Alessandro Onorato, Riccardo Maggi, Enzo Maraio ed Ernesto Maria Ruffini. Matteo Renzi per ora resta fuori e rilancia. Il quadro è un condominio politico prima ancora che una coalizione. Chi vuole federare, chi detta condizioni,
chi aspetta la legge elettorale e chi prepara un contenitore nuovo. Il centrodestra governa, con i problemi veri sul tavolo. Dall'altra parte si moltiplicano sigle, tavoli e candidature ipotetiche. Non è una casa politica, è un trasloco permanente. Destra, stop a Vannacci. Una bacchettata al generale, Fratelli d'Italia ricorda Giorgio Almirante a Milano e mette un confine netto rispetto all'asse Alemanno-Vannacci. Ignazio La Russa respinge il paragone tra il fondatore del Movimento Sociale Italiano e l'ex generale. Mischiare quel ricordo con Vannacci, dice, significa far cadere tutto molto in basso. La notizia non è una crisi del centrodestra, ma un riassetto conservatore. FDI rivendica storia, fiamma e continuità politica. Attorno si muovono sigle personali e tentativi di intestarsi simboli della destra italiana. Il governo non c'entra, la maggioranza resta al lavoro. Ma nel campo conservatore c'è una lezione semplice. Le identità non si improvvisano a cena. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Iran, regime contro il popolo. Le piazze si ribellano ai Pasdaran. Dopo il cargo colpito a Hormuz, il punto è questo. L'Iran non è un interlocutore normale. È un regime che tratta, minaccia, reprime e poi prova a vendere al proprio popolo la favola della vittoria. Su ilsussidiario.net, Davud Karimi legge così il dopoguerra. Gli ayatollah possono cantare vittoria, ma dentro il paese cresce la rabbia. Prezzi in aumento, repressione e Pasdaran restano il vero scheletro del potere. Karimi usa una formula durissima. La guerra vera è tra il popolo e il regime. È la fotografia di un paese dove il potere teme più le piazze che le bombe. Anche la minaccia di pedaggi a Hormuz e il racconto dei fondi sbloccati servono alla propaganda interna. Ecco perché la fermezza verso Teheran non è estremismo, ma realismo. Con un regime che usa droni, repressione e ricatto energetico non si negozia da deboli. Gli ayatollah alzano la voce, ma il fuoco cova sotto casa loro. Dietro a Italia-Francia, convergere, non subire. Il vertice Meloni-Macron non è una cartolina diplomatica, è politica estera allo stato puro. La domanda vera è semplice. L'Italia si siede al tavolo con Parigi per contare o per farsi mangiare? Su ilsussidiario.net Paolo Annoni parla di una convergenza imposta da economia e geopolitica. Energia, difesa, banche, spazio, missilistica, marina militare, Mediterraneo. Questi sono i dossier reali, non l'europeismo da salotto. La Francia pesa nell'energia e nella finanza italiana. Roma ha spesso subito l'iniziativa francese, ma oggi Parigi ha bisogno dell'Italia. Risparmi, tecnologia, industria e posizione mediterranea rendono Roma un partner necessario. Il punto, per Radio Libertà, è chiaro. Convergere sì, subire no. Meloni parla con Macron non per accodarsi, ma perché ogni nazione difende filiere, energia, industria e sicurezza. Trump fa l'America First. L'Italia deve imparare a fare Italia First dentro le alleanze. Alleati sì, subalterni no. Cooperazione certo, ma solo se serve agli interessi nazionali. E con questo si conclude l'ultimo appuntamento della settimana con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alla prossima edizione di lunedì. Buon weekend. Avete ascoltato il notiziario